non è un campo o un paese, né soldi né carte, ma quelli che la conoscono la chiamano libertà, con il freddo pungente o con l'afa alle maniche arrotolate. Ti ci vuole una zappatura sulla terra di mio padre. State ascoltando Petali nella burrasca. Il cantautore Roberto Frugone si racconta. Ciao Roberto. Ciao Federico, ben ritrovato. Ben ritrovati a tutti. Oggi continuiamo il nostro percorso all'interno della tua produzione musicale, toccando tutte le canzoni che sanno di terra, che sanno di dialetto. E la volta scorsa abbiamo affrontato la tua prima canzone in genovese, Ciane Zerbie, Campi Incolti, e oggi rimaniamo nella terra e scopriamo quanto la terra può essere bassa. A terra le bassa. Sì, è Terra le Bassa è un pezzo a cui sono molto legato. Questa espressione mi senti in questo podcast ripeterla sistematicamente, però è vero. Nel momento in cui andiamo a affrontare, a sviscerare i contenuti dei pezzi, veramente li scopro anche un po' nelle virgole, nelle parole, nei suoni che li hanno generati e tutto quello che per me poi vanno a rappresentare. Questo è il bello dello scrivere, no? Cioè che possono permetterti di squadernare dei ricordi e dei pensieri collegati a quelli che poi sono diventati i versi di questi pezzi. E molte cose rimangono inconsce. Esatto. E il podcast è bello perché permette di, in qualche modo, anche senza che nemmeno ce ne rendiamo troppo conto, di tirarle fuori queste cose. A Terra le Bassa hai detto giusto, è una canzone appunto legata al concetto della terra. A Terra le Bassa, la terra è bassa. È un proverbio, secondo me, fra i più diffusi nelle culture contadine, non solo ligure, credo, perché è un proverbio che si commenta da solo nella sua metafora, ovvero la terra è bassa. È un'espressione che ho appreso da mia nonna Maria e che mi aveva colpita quando in una conversazione con lei mi aveva detto questa cosa e io non la conoscevo ancora bene questo proverbio e appunto mi aveva colpito tantissimo, no? Cioè l'immagine che c'è dietro. Cosa significa? Significa che la terra è bassa e quindi per coltivarla bisogna stare curvi, accucciarsi, e questo è fatica. E quindi sul concetto che far produrre alla terra qualcosa è estremamente faticoso, e quindi tutto quello che anche metaforicamente si porta dietro quest'idea, cioè la fatica del vivere, ecco, attorno a questo è costruito questo pezzo, che è ispirato a questo proverbio che mi ha raccontato mia nonna, ma poi sviluppa tutto un ragionamento su un concetto chiave che accanto a quello del lavoro, della fatica, è quello della libertà, che abbiamo citato nell'introduzione di questa puntata. Esatto. E che poi indirettamente finisce nuovamente su una figura che per me è stata assolutamente veicolo di questo concetto di libertà e che cito all'interno della canzone, che è la figura del padre e di mio padre, di cui abbiamo parlato anche 2 volte fa. E tra l'altro questa canzone qua è inedita, nel senso che non è mai comparsa finora in un tuo album. Sarà nel prossimo? Assolutamente sì, quello che è di prossima uscita. Questo ti fa capire anche un po' le peripezie editoriali, discografiche che vivono questi brani, queste canzoni, soprattutto nell'ambito di una produzione artigianale come la mia. Questa canzone è del 2007. Pensate. Capisci? È del 2007, l'ho proposta svariate volte dal vivo, anche nei miei contesti di natura animativa, in particolare nel lavoro di animazione socioeducativa e socioculturale che ho fatto per lungo tempo nelle scuole, con gli anziani e nelle scuole.
e ha sempre riscosso molta attenzione e smosso molti ricordi, soprattutto nel pubblico anziano che si trovava ad ascoltarla. Mi sembra, tra l'altro, che insieme a Ciane Zerbi e poi quello che sarà anche una delle nostre prossime puntate, che è Pesca Pescou, insieme a queste, tu mettendo insieme queste canzoni qua, fai anche una bella fotografia della nostra Liguria, della nostra terra, che è tra proprio Provo. siamo proprio tra terra e mare, no? E parlando di Liguria e dei tuoi progetti collaterali, non si può non far altro che parlare anche di Liguritudine, lo Certo. spettacolo che abbiamo già citato e che mette insieme tutti questi tuoi testi in dialetto, e questo è il brano introduttivo. Sì. I due concetti chiave che hai esposto, cioè del rapporto dei liguri, che ho sempre potuto non fare a meno di osservare, no? Con la terra e con il mare, è un concetto chiave appunto presente dentro questa e dentro le canzoni del mare che ho scritto. E devo dire questa cosa, ho scritto io nella mia produzione relativamente pochi brani in dialetto rispetto alla grande quantità di testi in italiano, perché mi sono trovato a fare i conti con una lingua estremamente complessa, che nonostante la conosca e in qualche modo la parli, soprattutto con gli anziani, fin dalla mia infanzia, ed è la lingua dei ricordi della terra, ma anche del mare, diciamo che non è così semplice, così immediato la trasposizione linguistica in genovese nella scrittura della canzone, proprio perché mi piace fare ricerca e mi piace scrivere, ci provo a scrivere dei testi che hanno quel giusto grado di ricercatezza testuale. Mi piace andare a cercare delle parole particolari, per esempio in questa canzone ce ne sono alcune, una in particolare è quella che fa da piega del ritornello, che è lo scorsailleux, La scorciatoia. La scorciatoia, no? Oppure altri ancora che adesso poi magari li tiriamo fuori. Ed è secondo me un percorso di equilibrio nel testo, nella scrittura del testo stiamo parlando, fra appunto questa ricercatezza di termini con il loro suono. È bello questo, no? Il suono che hanno queste parole nella loro traduzione nel dialetto genovese, ma nello stesso tempo fare in modo che il testo non diventi uno sfoggio di termini particolari per fare però è sempre il dizionario. Ma è sempre quella ricerca delle piccole cose. Esatto. Anche per fare poesia, per fare cantautorato, la terra è bassa. Bisogna chinarsi e cercare nella terra quei tartufi, quei tuberi che alla fine sì è difficile trovare, perché comunque non sono termini più in uso, comunque che sono ricercati, insomma impreziositi nella loro bellezza, che in qualche modo emerge da quella terra. Insomma, è una bellissima immagine. Ti ringrazio. E si sposa con la canzone molto. E nello stesso tempo ci tengo a dire anche questa cosa, che queste canzoni in dialetto, nella scrittura di queste canzoni in dialetto, io ho sempre cercato, provato, di tenermi alla larga da un certo campanilismo ligure, da una ostentazione della bandiera di San Giorgio, no? in questi pezzi, che non è assolutamente il mio obiettivo. Il mio obiettivo non è dire viva la Liguria a tutti i costi, che è la cosa migliore del mondo. Ci siamo? Non è questo il mio obiettivo. Il mio obiettivo è scrivere in una lingua suggestiva e che per me coincide con i ricordi della terra dove sono nato e dove sono cresciuto, e qui sono ovviamente legato,
procedimento che ovviamente è omologo a quello di chiunque altro scrive in dialetto nella lingua di un'altra zona, per esempio d'Italia, dove il dialetto è assolutamente patrimonio nazionale per proprio la sua, per come è fatta l'Italia stessa, no? Cioè la sua, dal punto di vista orografico, geografico, storico, il fatto che si siano formati così tante piccole comunità dove al loro interno la lingua si è differenziata tantissimo da quella del campanile di fianco. Questo ha fatto sì che l'Italia avesse proprio queste caratteristiche. E il mio obiettivo non è issare la bandiera genovese su queste, grazie a queste canzoni, no? Cioè, che è un passo molto breve che si può fare. Il mio obiettivo è provare a scrivere in una lingua diversa delle emozioni, delle idee, dei contenuti e quindi abbracciare questa sfida. L'obiettivo di tipo di significato, di contenuto, quindi è esattamente lo stesso di una canzone è una in necessità italiano. in più. Esatto. Mi viene da dire anche che io ho bazzicato un po' anche la realtà sociale del teatro e nella mia tesi di laurea ho parlato del teatro in carcere e in carcere spesso si permette ai detenuti che fanno teatro di utilizzare il loro dialetto in scena perché li riporta più in connessione con loro stessi, con la parte più vera di loro. Ma se ci pensi, adesso io penso a un mio compagno di classe delle superiori che parlava italiano preciso, perfetto in tutte le sue giornate, ma quando si arrabbiava usciva fuori il dialetto. Certo. Perché è la parte più, anche a me perché è la parte più connessa alla nostra essenza. Sì. È una necessità. Anche nell'ironia. Anche nelle battute, per non parlare appunto delle espressioni volgari, certo. Ecco, intercalari. che sono degli intercalari che noi genovesi lo sappiamo sono bene. all'ordine del giorno, dell'istante, ecco, nella conversazione. Entriamo dentro la canzone. Parliamo di questa libertà, ok? La libertà come la terra è bassa, no? Per ottenere il grano e la focaccia, no? Quindi tutti i frutti della libertà per ottenere tutti i frutti della libertà bisogna faticare. Sì. E questa è un'immagine molto bella, no? Perché qua dice nella canzone dici perché la terra è bassa e senza grano non c'è focaccia. Caro il mio ragazzo che cerchi la scorciatoia, guarda che qui la terra è bassa. Se vuoi ottenere qualcosa, Sì, allora anche qui linguisticamente mi viene da fare il confronto con il genovese. Caro mio ragazzo, che nel genovese, apro una piccola parentesi, sempre importante dal punto di vista proprio filologico, il mio è casarzese. Certo. Che sicuramente c'è qualcheduno se ascolta di Genova che potrebbe offendersi. Però come abbiamo detto, il dialetto cambia di paese in paese. Anche ancora se qua vicino siamo a Lavagna o a Chiavari, sicuramente ci sono dei termini diversi, e se scendiamo su quel piano lì puoi immaginarti il tipo di battaglia che si può innescare. Quindi partendo da una matrice ovviamente genovese comune, caro il mio ragazzo, io ho in mente assolutamente quella stessa nonna che mi ha insegnato il proverbio che diceva caume e fante. Ecco, caume e fante è proprio la tipicissima espressione che si usa, no? Per dire caro mio ragazzo, come dire guarda che non puoi aggirarla la cosa. Se vuoi raggiungere una qualche forma di risultato nella vita, questo era quello che volevo dire facendo l'immagine del campo, no? Le immagini legate alla terra. Se vuoi raggiungere qualsivoglia forma di risultato nella vita, devi faticare. Non si scappa di lì. Può essere una cosa che inquieta, ma a me più che altro tranquillizza, devo dire. Cioè, il fatto che comunque se vogliamo raggiungere qualche cosa bisogna lottare per raggiungerlo quel risultato. E quindi sì, come hai detto giustamente, entra in campo il concetto della libertà. Qui è legato a una dimensione del lavoro, ma è introdotto dalle due strofe precedenti, questo ritornello che è citato, dove proprio io dico che
se anche mi offrissero le cose più belle del mondo, quelle si venisse un giorno a dirmi che se può sceglie dove nasce qua vita che ti vuoi, cioè se anche potessi, paradossalmente, per assurdo, aver scelto di nascere chissà dove, in quale condizione privilegiata, fra i tanti angoli del mondo, belli o maciapè, questa è un'altra cosa che in dialetto è molto Miserabili. eloquente, no? Per culla e per strapunta vorrei la terra di mio padre, cioè E insomma qua- voglio dire, voglio questo, mi va bene dove sono nato. La scelta, Ecco. no? La confermazione del luogo in cui vivere e dove vuoi vivere, quella provincia di cui abbiamo parlato tante Esatto. volte. Però poi nella strofa successiva lascio intendere, cerco di comunicare il concetto che la terra, anche se l'immagine che ho nei miei occhi e nella mia memoria è per forza, no? Naturalmente l'immagine della Liguria, con quei suoi monti, lo dicevamo prima, arroccati sul mare e con questa ambivalenza, no? Di contadini marinai che hanno i Liguri, in particolar modo quelli della terra dove sono cresciuto io, che avevano davvero sempre avuto questo gancio sul mare e nello stesso tempo questa cultura di terra. Io sono di Casarza Ligure e soprattutto i vecchi, io avevo preso questa cosa qua con le connesse dimensioni delle fabbriche di Sestri Levante e soprattutto i cantieri navali di Riva Trigoso. Molti degli abitanti di Casarza erano contadini che coltivavano nella Val Petronio, questa spianata, e nello stesso tempo lavoravano nei cantieri navali di Riva Trigoso. Questa è la storia per esempio di mio nonno. E quindi questa doppia anima, no? Questo contatto col mare, ma nello stesso tempo questa cultura di terra. Apro ancora un'ulteriore parentesi, il fatto che, se vai a vedere, la presenza nella cultura culinaria ligure, i piatti forse più certo. celebri, fai caso, È vero. non sono di pesce. No, è vero, è vero. Se pensi il pesto, Ma sì, ma basta da sola commentare questa certo. cosa. Ma di persone abbarbicate alla terra, costrette a lavorare sul mare e a muoversi, e quindi che cercavano di portare con sé quel pezzo di terra. Il pesto è questo, anche questo. E comunque dicevo, a partire da questa immagine che per me è della Liguria, in realtà nella seconda strofa io cerco di far intendere che quella terra è qualcosa di molto di più che un'immagine geografica, ma quella terra è la libertà. Cioè io voglio, cerco di descriverla attraverso tutta una serie di negazioni. Dico, guarda che la terra di mio padre non è una piana, non è un paese, non è soldi né carte, ma quelli che la conoscono la chiamano libertà. Cioè che io ho appreso, per fortuna, credo di aver appreso, ecco, no? Questa libertà che, detta così, ha un certo qual tratto di fierezza, lo senti, no? Cioè, ecco, di orgoglio, di essere liberi e non condizionati nelle cose. Questo che ho appreso attraverso il lavoro. Articolo primo della Costituzione. Ulteriore parentesi. E quasima o qua macaia a gaimane che reduce, cioè te che vuoi una sapadruia in terra de me puè, cioè, come dire, è un'altra immagine di questa libertà collegata di nuovo all'idea di terra da coltivare. Cioè la libertà si lavora per questo, no? Con la zimma, il freddo pungente, o la macaia, altro termine, bandiera della cultura genovese, no? Ha le maniche arrotolate, come dire, che sta lavorando, e attenzione, ti ci vuole una zappa molto dura su questa terra. Mi piace molto anche l'altra strofa, dove in questa confusione, in testura Madan, chi grida un po' più forte domani è già al potere. Mio padre ha visto il fuoco piovere dal cielo, no? Quindi la guerra, le falci rotolare giù, falce della morte. Insomma, mi viene da dire, noi, le nostre generazioni, che cosa abbiamo visto anche solo in questi ultimi tempi? Corse terribili, possiamo dire che ne siamo circondati. Certo. Questa libertà, eppure questa libertà rimane sempre nelle nostre orecchie. È una
è una parola che risuona, mi viene da dire, certe volte ne abusiamo un po'. Esatto, sì, allora dico alcune note su questa terza strofa dove nuovamente ci sono questi termini dialettali. Mi piaceva citare il Ramadan, l'idea di Ramadan come è stata trasposta nella cultura ligure, che fa riflettere, no? Il Ramadan, ovviamente questo importante momento nella cultura religiosa islamica, che era stato compreso dai liguri. Perché è stato il Ramadan in genovese è baccano, è frastuono, perché viene collegato nell'idea tradotta nel genovese alla festa serale che durante il periodo di Ramadan, quando scende il sole, ci si può nutrire, giusto? Sì. E si fa festa, no? E quindi una visione ovviamente diversa e anche un po', c'è da dirlo, giudicante nei confronti dell'altro, e questo fa pensare, giudicante nei confronti dell'altro, è compreso quindi la sua altra tradizione, altra idea della religione, e la dice lunga. A me piaceva citarlo per questo motivo, ovviamente non perché la canzone diventasse discriminatoria, lo dico per gli amici musulmani, ma ci mancherebbe altro. Al contrario, perché fosse in qualche modo un tuffo anche in questa cultura dove mi faceva specie come le parole cambiassero anche di significato. Il Ramadan è questo in genovese, no? E chi crea un po' più forte domani les baccan, il baccan è il capo, no? Cioè, anche lì me poi l'ha visto fuoco, cioè sono immagini forti. Fortunatamente il mio di padre non ha visto direttamente la guerra, ma volevo rappresentare da figlio le cose grandi e le grandi scelte che un padre ha visto di fronte al figlio, e che mettono in gioco la libertà. O che hanno visto altre generazioni, padre inteso nello stesso anche tempo, come altre generazioni. Condivido con te il fatto che anche la nostra, soprattutto in questi ultimi anni, siamo chiamati a prendere contatto con delle dimensioni veramente che ci trascendono tantissimo, a partire dalla pandemia fino ad arrivare a questo momento in cui la guerra bussa, e non solo, alle porte dell'Europa, anzi nel cuore stesso dell'Europa, e come questo sta nell'arco anche di così pochissimo tempo nel quale noi abbiamo preso contatto con questa dimensione, sta sconvolgendo nuovamente il nostro presente, le nostre prospettive. E la canzone dice questo: solo un succo luce giustizia via già, andare a cercare questo fuoco di libertà da qualche parte. Ognuno gli può dare il significato che vuole, ma questo era ciò che volevo esprimere. E solo un sole che splende asciuga via la rugiada. Esatto. No? E quindi di nuovo altre immagini che abbiamo già visto. Sì, la rugiada e il sole, sì, bellissimo. Bene, vuoi raccontarci anche qualcosa rispetto anche alla musica? Sì, la musica di A Terra le Bassa è un esperimento nuovo, particolare, in cui nel comporla ho fatto ricorso a un po' di anche reminiscenze blues, che nonostante il genere blues non sia propriamente immediato nelle mie corde, è un genere musicale che apprezzo molto, che mi piace tanto, che ho studiato tanto anche come didatta, come chitarrista principalmente, e che è all'origine di tantissima cultura musicale, della cultura pop moderna, affonda insieme al rock le radici dentro quello che è la tradizione afroamericana. E alcuni passaggi di questa canzone hanno delle risonanze di questo tipo. Nello stesso tempo è la Terra le Bassa è una ballata malinconica in si minore, che su un incedere che si fonda su questo incedere chitarristico su cui medio lento, come una zappa che scava nella terra. Sì, è interessante questa cosa che riscontrata da più musicologi, ovvero il fatto che ogni musicista compositore ha un po' il suo tempo medio
attorno a cui concepisce sempre la propria musicalità e i propri brani. Io questa cosa l'ho riscontrata più volte e me l'hanno fatta osservare molto spesso i musicisti che lavorano con me, che spesso, per prendermi anche in giro, rispetto a certe mie elasticità ritmiche o il fatto che tendo a volte a interpretare a modo mio il tempo, parlano infatti di frugonomo invece che di metronomo, e io di questo li ringrazio. Ma nello stesso tempo questo frugonomo, questa dimensione del tempo, se vai a vedere il beat, la velocità di molti miei brani, tante volte ruota a una certa frequenza, a una certa velocità, che non per ripetitività tende a essere tante volte quello, ma perché e qua senti. poi si sprecano anche un po' le metafore da questo punto di vista, un po' come se uno avesse il proprio battito Sì, è molto bello. orientato su determinate frequenze, su una determinata velocità, su cui cosa accade? Che il modo di versificare è questo che in realtà poi a me porta a stare su quelle velocità, no? Su quei ritmi medi a livello di velocità, che agevolano una certa mia versificazione, su cui quando compongo canto delle frasi spesso senza senso, il famoso italiese delle canzoni, citato da più di un musicologo appunto, e che i parolieri conoscono molto bene. Chi compone testi per canzoni sa che all'inizio, cioè, le canzoni non nascono mica così, con i testi così messi giù sulla musica, nascono da spunti, idee che poi vengono adattati, limati, cesellati sul verso musicale, che ha quella costrizione ritmico-metrica, che poi quindi in questo ha il bello, no? Il fatto che devi costringerla dentro questo ritmo. E io, che sai, e come vedi e come ascolteranno anche gli ascoltatori del podcast, tendo a essere prolisso, questa cosa mi aiuta tanto, ecco perché mi piace la canzone, perché devi fare sintesi, devi tagliare, aggiusti il verso, inserisci la rima qualora e laddove serve, eccetera. Però è bello, no? Di nuovo questa immagine, no? Questo tempo, questo ritmo molto cadenzato, molto sempre come un battere, no? Questa zappa che scava. Sì. Ritorniamo all'immagine che abbiamo visto all'inizio di questa zappa che scava in questa terra bassa alla ricerca di parole. È proprio quel tempo, questa frequenza che ti aiuta a trovare le parole giuste da mettere in musica. E la senti poi, per far capire anche questa cosa che stavo dicendo del ritmo, no? Si venisse un giorno a dime che se può, sceglie donde nasce, con vita che ti vuoi. Ecco, la versificazione mi aiuta, il ritmo mi aiuta in questa versificazione. Molto bello. E allora a questo punto non ci resta che ascoltare nella versione, l'ascoltiamo, ne proponiamo un ascolto nella versione dello spettacolo di Curitudine. Benissimo. Di cui il qui presente Federico era uno degli ottimi attori che hanno portato in scena questo spettacolo, di cui ancora oggi ringrazio veramente tutti coloro che l'hanno reso possibile e che hanno partecipato. Grazie Roberto. Grazie a te. Buon ascolto. Si venisse un giorno a dime che se può, sceglie donde nasce qua vita che ti vuoi, fra i tanti canti è un mondo belli e un marciapè, pechina e per strapunta ori a terra ne me puoi.
Lei ne c'hanna un paese, né palanche né papè, ma quelli che ha conosciuto e acciammo liberte, quasi ma qua maccaia, a gai maneghe le doge, perché voi una sappadria in sciatera delle guerre, perché a terra le bassa e senza gran che fugassa, come fante che ti cerchi a scorsa io, a mia che a terra le bassa. Che io crie un po' più forte, non le sabaccan, ma poi una visto fuoco ceve e me suia ricuasse su, ma o dice solo in su colluge, o stisse via rosè, perché a terra le bassa e senza gran nunca fugassa, come fante che ti cerchi a scorsa io, a mia che a terra le bassa. Visto un fuoco giove e me suia ricuasse su, ma o dice solo in su con luce, o stisse via rosè, perché a terra le passa e senza gran nunca fugassa, come fante che ti cerchi a scorsa io, a mia che a terra le bassa, a mia che a terra le bassa, a mia che a terra le bassa. Che a terra le bassa, a mia che a terra le bassa, a mia che a terra le bassa, bassa.